Buongiorno a tutti, siamo qui oggi per parlare della trota in Friuli. Quelle che state vedendo sono delle trote pescate su una pozza del tagliamento e noi abbiamo qui questa trota che vedete ha dei puntini e questa è la trota fario, mentre questa che è un po' iridescente si chiama trota iridea. Le altre sono iridee anche loro. Questa che vedete invece è una trota salmonata e lo capiamo dal colore della sua carne. Questa trota è stata introdotta solo negli ultimi anni in Friuli. Parlo delle trote perché il Friuli ha in questo pesce un'eccellenza. Nella cultura friulana, a parte i paesi di mare tipo Grado o tipo Marano, l'unico modo per mangiare pesce era quello di pescarlo direttamente dai fiumi. Ogni tanto si mangiava del pesce azzurro che veniva fra l'altro portato nelle campagne da personaggi che giravano con la bicicletta e le cassette del pesce azzurro. Quindi la trota è veramente il pesce per eccellenza del Friuli ed è anche un'eccellenza perché noi alleviamo il 40% di trote che si producono in Italia ed è un prodotto talmente eccellente che viene venduto anche all'estero, soprattutto in Germania. La nostra regione ha investito tantissimo sull'allevamento della trota e la qualità è eccellente perché c'è un controllo importante della qualità dell'acqua dove vivono questi pesci e anche della qualità del mangime che viene loro dato. Inoltre non esiste un allevamento particolarmente intensivo, quindi la trota ha tutto il suo spazio per crescere al meglio. È chiaro che le trote pescate nei torrenti di montagna con l'acqua fresca va da sé che sono eccellenti, ma è importante secondo me sapere che noi abbiamo questa grande capacità di allevamento e che potrebbe magari essere esportata anche più lontano. In che modo? Attraverso per esempio la trota salmonata affumicata. Infatti noi abbiamo un tipo di prodotto che si chiama la Regina di San Daniele, che è proprio una trota affumicata che si può preparare in tantissimi modi, per antipasto, come aggiunta ad altri piatti. Oggi noi prepareremo le trote in alcuni modi, ma molto semplici. Faremo per esempio una trota alla mugnaia. La trota alla mugnaia ha un suo perché questo nome, perché i mulini un tempo andavano ad acqua. Quindi vicino alla ruota del mulino c'era sempre un torrente e le trote vivevano tranquille, quindi il mugnaio bastava che uscisse dal suo posto di lavoro con la canna da pesca, prendeva la sua bella trota, naturalmente essendo un mugnaio aveva la farina, quindi si tratta di una trota semplicemente infarinata, messa in padella con un po' di burro e salvia. E il burro è molto utilizzato nella cucina friulana perché noi tanti anni fa non avevamo olio d'oliva. Il nostro ingrediente principe per cucinare era il burro o lo strutto che si ricava dal grasso del maiale. L'olio è stata una conquista successiva. Adesso abbiamo uliveti anche in Friuli. Quindi vi dicevo, una preparazione sarà la trota alla mugnaia, un'altra preparazione avremo due belle trote al forno che vengono cucinate come fossero carne, cioè quindi con rosmarino, un po' di salvia e la cosa particolare è l'utilizzo della grappa che si utilizza in tante preparazioni. Poi faremo un filetto di trota alle mandorle e chiaramente è una preparazione più moderna questa, ma del resto la trota salmonata tanti anni fa non c'era, quindi è un modo moderno di cucinare le trote. La trota ha il pregio di essere poco costosa, ma preparata nei modi che andremo a vedere assieme, vedrete che non rimpiangerete il branzino.